Oggi a Vittorio Veneto un convegno importante, epilessia, piena cittadinanza. Perché questo convegno, onorevole? Guarda, ho conosciuto questa associazione a livello nazionale, ma ho conosciuto anche quella a livello europeo e ho capito che dalle indicazioni che mi hanno dato loro la cosa più importante per scoprire e fare ricerca su questa grave malattia è quella di confrontare e tirar fuori tutti coloro che ne sono affetti e metterli in un rapporto di dialogo e di spiegazione di quali sono i sintomi. Questo permetterà anche a coloro che lavorano in questo settore di approfondire ancora di più la ricerca e trovare quello che potrebbe essere un beneficio per loro. Ecco che allora ho pensato di fare questa cosa per diffondere l'informazione e dire a tutti coloro che hanno questo problema: troviamoci, discutiamo assieme e diamo a coloro che ci devono tutelare, ci devono dare delle risposte, dei messaggi in modo che questi possano studiare. Come si sta muovendo l'Europa? L'Europa per questo problema ha già fatto un grande passo, perché il problema è stato posto a livello parlamentare, abbiamo raccolto le firme necessarie per porre in discussione questo importante problema a livello europeo e l'associazione quindi ne è ben grata di quello che è successo e quindi il problema verrà portato al Parlamento per una discussione e per approfondire ancora di più questa ricerca. Quindi possiamo chiudere con un messaggio di speranza? Ma sicuramente, se adesso l'argomento verrà discusso a livello parlamentare europeo, sarà un argomento che ricadrà su una grande area europea, ma spero di più che ci siano delle sinergie per ampliare ancora di più questa ricerca.